Siamo giunti alla terza corsa, il premio Argovè, una prova per 2 anni, vincitori da 2 a 11.000 euro nella carriera, 12.100 euro di dotazione, prova sicuramente di buon livello per i puledri. Con il numero 1 Elodie Jack, Enrico Bellei, 2 Etereo Jet, Roberto Vecchione, 3 Elisa Santomollo, 4 Estel Matto, Gianni Targhetta, 5 Elsa Cap Tommaso Gambino, 6 Ecate SL Antonio Di Nardo in seconda fila, 7 Excalibur Play Edoardo Locisano, 8 Elert Par Manuel Pistone, 9 Elton Wise Alessandro Gocciadoro. Autostart che prende velocità, problemi per Ecate SL. E allo stacco è velocissima Elisa che va a condurre su Estel Matto mentre parte molto bene sfruttando la scia di Elisa. Elton Wise che è già in terza posizione precede Etereo Jet. Sbaglia Elton Wise. E così Elisa rimane al comando nei confronti di Estel Matto. Si è ripreso al volo Elton Wise mentre ha sbagliato Etereo Jet e ha sbagliato anche squalificato Elert Par. E così Elisa si distende al comando su Estel Matto, quindi numero 8 in terza posizione dovrebbe essere Ecate SL che precede Elton Wise, il quale si mette accanto ad Excalibur Play e prova a risalire. Tanto la battistrada ha fatto 29,4 per i primi 400 metri e 45,1 per i primi 600. Si viaggia sul piede dell'1,15 con Elisa che prosegue netta in avanti nei confronti di Estel Matto in seconda posizione, Elton Wise che scavalca Ecate SL, poi ancora Excalibur Play alla retroguardia, c'è un 32 di seconda frazione, Elisa sempre a buon ritmo al comando, mentre risbaglia sempre nello stesso punto numero Elton 9, Wise Elton che finisce Wise, ora a tabellone, 1,14,5 il primo chilometro di Elisa. Estel Matto che cerca con i denti di difendere la seconda posizione da Ecate SL che però scatta e la scavalca in breve. Excalibur Play in mezzo alla pista. Intanto Elisa ha fatto 14,7 per la rete di là, 1,29,2 ai primi 1200 metri di corsa. Elisa con 20 metri da gestire, anche se ora sembra un po' in difficoltà, si allarga sulla curva, Ecate SL prova ad andarla a riprendere, poi ancora Excalibur Play, la retta d'arrivo per Elisa che si è guadagnata il vantaggio lungo il percorso e amministra nel finale. Elisa che con Santomollo viene a vincere in maniera nettissima, il secondo Ecate SL, terzo Excalibur Play, 1,14,3, 31 la chiusa, parziali regolari per la figlia di Angussol Santomollo che allena e guida per la signora Rossana Cavaliere. La vittoria in percorso di testa del numero 3 di Elisa che riapprezziamo nelle immagini vincere in maniera netta nei confronti di Ecate SL che termina bene al secondo posto avanti ad Excalibur Play.